Eccoci qua, cari telespettatori, un'altra parte della nostra trasmissione, le interviste di approfondimento. Adesso parliamo di condomini. Tantissime persone hanno diciamo, l'opportunità o meno, o l'incombenza di doversi relazionare con altri condomini perché vivono in queste strutture complesse dove ci sono delle regole da rispettare, regole di convivenza, ma anche dove esiste una figura che è l'amministratore che deve coordinare i vari interventi per far sì che questo condominio, questa struttura alquanto articolata possa funzionare, possa far star bene tutti i suoi abitanti. Non è una convivenza spesso semplice e la figura dell'amministratore è un cardine molto importante. Sempre più passa il tempo, più le situazioni si complicano, più diventa difficile anche riuscire a gestire al meglio le varie dinamiche nei condomini e ben lo sanno tantissime persone. Le stesse riunioni condominiali a volte sono dei, tra virgolette, campi di battaglia. Ma perché si verifica tutta questa conflittualità? Quali sono le norme da conoscere? Qual è il ruolo? Cosa deve fare e saper fare un amministratore di condominio? Noi per parlare di questo, della vita nel condominio, ma per parlare anche un po' di storia di un'associazione che riunisce molti amministratori, nella fattispecie ci rivolgiamo al territorio di Padova, poi ce ne sono anche molte altre in altri ambiti. Abbiamo il piacere di avere qui con noi Giorgio Cambruzzi, socio fondatore di ANACI, grazie di essere qui con noi. Grazie a lei di averci invitato. E il dottor Filippo Sartori, coordinatore del gruppo Giovani sempre di ANACI. Grazie anche a lei. Allora, innanzitutto, perché un'associazione che riunisce gli amministratori di condominio, visto che è o non è un ordine professionale? Quindi facciamo proprio informazione e cultura, dopo spiegando anche chi può essere l'amministratore di condominio. Allora, fino agli anni 60 non esisteva l'amministratore di condominio. Facevano gli amministratori o il maresciallo in pensione o il maestro o il dipendente dello Stato che aveva mezza giornata libera. O un condomino che si prestava ecco, con quando c'è buona stato il boom dell'edilizia che hanno costruito i condomini, ci siamo riuniti, eravamo in 7, eravamo 6 maschi e una signora. Ognuno di noi aveva una specializzazione che partecipava agli altri, per cui abbiamo preso l'abitudine di trovarci ogni primo lunedì del mese. Questa è la costituzione di un'associazione, no? E nel 69 abbiamo fondato la PAI, Associazione Padovana Amministratori Immobili. Successivamente, 2 mesi dopo, abbiamo costituito con altri colleghi di altre regioni la NAI, Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari. Poi c'è stata una parte di flessione sempre per la questione delle sedie e dei titoli e è nata la IACI, però nel 28 gennaio del 95 ci siamo riuniti ancora ed è nata la NACI. La NACI è un'associazione che è presente in tutte le province d'Italia, siamo circa 8.000, è la più grossa associazione, il numero è superiore alla somma degli altri 38 associazioni. Ci sono delle associazioni di amministratori che sono anche in 4, la maggioranza sono sotto i 10 soggetti. Il scopo nostro è quello di tutelare non solo l'amministratore, quello del Pacifico, lo prevede il codice, però di cercare di far vivere bene i nostri condomini per pochi giorni che abbiamo sulla vita terrena. Ci adoperiamo, per esempio, il verde intorno alle case di proprietà del comune che rimane incolta. Ecco, noi facciamo la manutenzione dell'area verde gravando i costi sui condomini che sono consenzienti, perché avere un prato davanti casa bello e pulito e mantenuto normalmente fa sì che il valore dell'immobile aumenti. Quindi uscite un attimo dalla vostra competenza in senso stretto, creando una collaborazione anche con i comuni, con le amministrazioni comunali, per dare una gestione un po' più ampia. Noi a Padova siamo presenti in tutte le commissioni che trattano il problema della casa. Abbiamo in particolare con la polizia locale, ci troviamo ogni primo mercoledì del mese per dirimere quelle contestazioni, quelle segnalazioni negative che arrivano o al sindaco o al nostro presidente. E cerchiamo di risolvere col colpo di telefono conoscendo l'amministratore che gestisce quel condominio. Quindi sostanzialmente i cittadini che hanno delle problematiche, per quel che riguarda Padova, però poi immagino che ci possono essere anche in altri ambiti territoriali, perché voi siete a livello nazionale, possono rivolgersi alla vostra associazione
appalesando un problema e capire se voi come associazione che interagite col comune potete risolverlo. Ecco, noi per questo abbiamo un ufficio in via Risorgimento 36 dove riceviamo coloro che hanno bisogno di avere dei chiarimenti non solo contabili ma anche giuridici per dirimere i loro dubbi o le loro contestazioni e insegniamo cosa dice il codice civile in materia e li aiutiamo in questo senso. Chi ha necessità di avere dei chiarimenti telefona al segretario, dice qual è il problema e noi gli facciamo trovare o l'amministratore o l'ingegnere o l'avvocato. Quindi voi siete più che una specie di associazione per l'amministratore di condominio, aperti al pubblico? Certo che sì. Questo è molto importante, come una specie di associazione dei consumatori, tra virgolette. Esatto. Però nell'ambito del condominio. Parlando dei consumatori, ad aprile di quest'anno c'è stato a Roma un incontro dove oltre a noi c'era la categoria dei notai con il loro presidente, c'erano tutte le associazioni dei consumatori per sponsorizzare un libro che è Vivere in condominio, che era stato un accordo sottoscritto dalla NACI e dal notariato dove recitava appunto che qua stiamo vedendo la copertina dove diceva che vivere in condominio, istruzioni per l'uso, cioè sono voluti 15 anni ma è stato scritto a 4 mani dalla NACI e dal notariato. Perfetto. Vivere in condominio che riguarda quasi tutti noi. Sì, ci sono vari esempi, è un libricino che contiene diciamo quelli che sono gli spunti principali che si trovano nel condominio, la signora Maria che batte il tappeto, che mi arrivano le briciole perché lei sciorina la tovaglia dopo aver mangiato con tutte le briciole, batte i tappeti fuori orario, batte i tappeti su una pubblica via che è vietato anche dalla polizia locale, dal regolamento della polizia locale, cioè tutte quelle piccole cose sono contenute in questo libricino. Perché ci sono delle regole di convivenza, oltre al regolamento in senso stretto del condominio, che stabilisce le regole interne del vivere nel condominio, anche delle regole di convivenza che si ritrovano nel codice civile. Certamente sì. Bisogna quindi conoscerla, cultura, informazione. Ecco, noi facciamo cultura, accennavo prima, fino agli anni 70 la figura dell'amministratore non esisteva e le cause in materia di condominio negli anni 70, il 90% era colpa dell'amministratore che non conosceva le regole previste dal codice civile e quelle che riguardano... Ma perché era colpa dell'amministratore? Perché era ignorante. Per cui non conosceva il codice civile, per cui si era comportato in maniera contraria a quello che è il codice e il condomino che invece conosceva il codice faceva la causa, certo, che riguarda l'impugnazione della delibera che era stata presa con un quorum che non è previsto dal codice. Sono tante piccole cose, noi a forza di trovarci il primo lunedì, io sono orgoglioso che arriviamo al 90% degli associati che partecipano, tant'è che quando noi organizziamo un convegno con un magistrato, un senatore per parlare di un articolo importante, noi dei padovani ne abbiamo il 40%, e il più bel complimento che mi è stato fatto dagli avvocati è quello di dire smettila di fare, perché 10 anni in qua le cause in materia di condominio sono diminuite del 40% e noi teniamo famiglia. Il più bel complimento che mi è stato fatto. Per cercare un po' di risolvere anche in via transattiva quelle che sono le principali controversie che possono insorgere, a parte che poi andare in causa, certo che gli italiani sono molto litigiosi rispetto ad altre popolazioni, però andare in causa vuol dire anche spendere tanti soldi, noi sono procedimenti già nel 2004 avevamo costituito uno sportello di conciliazione e mediazione, perché lei mi insegna che se tutti e due vogliono l'arancia e poi quando gli parli con loro uno voleva fare la spremuta e l'altro invece voleva fare gli strufoli, cioè con la buccia della banana, cioè cerchiamo di trovare quello che è l'accordo pacifico. Un'altra cosa che noi facciamo è che quando in un'assemblea ci sono due fazioni, uno dice bianco e l'altro dice nero,
l'amministratore scrive alla nostra associazione Pro Veritate, cioè noi con gli avvocati che sono veramente degli specialisti in materia di condominio diamo il parere, e quel parere è valido per quell'assemblea che si era affidata all'associazione per avere... Ma questo che lei ha detto, che è molto interessante, perché poi insorge una questione dubbia, quando magari anche l'amministratore è convinto di una cosa, ma possono anche essere i singoli condomini che chiedono alla NACI di intervenire con un parere pro verità? No, deve essere l'amministratore. No, l'assemblea. Deve essere che l'assemblea decide, ecco, l'assemblea decide quello che ci dirà l'associazione, gli esperti dell'associazione, lo approviamo preventivamente. Può essere bianco, può essere nero, quello che che dicono gli avvocati per quell'assemblea è oro colato. Assolutamente. Torniamo su questo tema, voglio far intervenire anche lei come giovane amministratore di condominio. Sì. Qui parliamo anche di professioni che ormai si stanno consolidando. È una professione di appeal secondo lei? Allora sì, sicuramente è una professione di appeal, è una professione però come tutte insomma, che necessita di un certo livello, un certo grado di preparazione, un aggiornamento costante, quindi essere sempre informati e aggiornati su quello che è l'evoluzione delle normative. La NACI Padova, appunto, garantendo l'incontro mensile, permette questo aggiornamento costante. La NACI Padova ha anche il gruppo giovani, di cui appunto io sono coordinatore, che ci riuniamo un ulteriore momento mensile, proprio per condividere i problemi e risolvere magari quelle criticità che affrontiamo quotidianamente. Per esempio, facciamo un esempio di criticità che vede, per coinvolgere anche i nostri telespettatori, allora, per capire. A parte qualche problema di tipo legato, non so, di rapporti tra condomini, okay, quindi di difficoltà che insorgono nella vita quotidiana dei condomini, il cane che abbaia, il bimbo che camminando, correndo disturba il condomino nel piano sottostante, al piano sottostante. Da qui a questioni ben più complesse che possono riguardare magari i criteri di ripartizione delle spese del riscaldamento, i periodi, i momenti di accensione degli impianti, all'interpretazione di alcune normative sia a carattere nazionale che a carattere locale, quindi non so, la circolare del Comune di Padova per quanto riguarda i trattamenti anti-zanzare. Quindi su diverse tematiche, anzi direi infinite tematiche, noi discutiamo e ci confrontiamo. È ovvio che l'importante è quello che ANACI cerca sempre di garantire, è che l'incontro e la condivisione rispetto a altre categorie nell'amministratore di condominio è fondamentale. Tante volte è difficile anche mantenere per alcuni gli stessi clienti con i condomini sostanzialmente. Sì. C'è un turnover molto rapido. È un fattore fisiologico, tanto lo chiedo per la sua giovane esperienza a lei e dopo lo chiedo naturalmente anche al Presidente che ha una consolidata esperienza nel tempo. O sta succedendo qualcosa, diventa sempre più complesso e difficile mantenere un'armonia nella gestione del condominio? Allora, diciamo che l'idea che mi sono fatto io in questi 10 anni di professione è quella che è quella comunque che il condominio principalmente lo fanno i condomini con la loro attenzione nel rispetto del prossimo, delle regole, dell'amministratore. Se i condomini si mettono nella posizione di mettersi a disposizione dell'altro, di rispettare le regole, allora un amministratore può anche durare, a mio parere, fin tanto che è disponibile. Sono condomini invece che repentinamente ogni 2 anni cambiano amministratore perché all'interno della loro compagine non riescono a risolvere i problemi, allora a quel punto la via più semplice per risolverli è cambiamo l'amministratore. Quindi diciamo che ci sono alcuni condomini che durano di più, altri invece che hanno un turnover maggiore, ma sicuramente a volte può essere certo a causa dell'amministratore, ma a mio parere la maggior parte delle volte è a causa proprio del comportamento dei condomini. Ecco. Certo. Sono cambiate le cose nel tempo? C'è grande litigiosità oppure... Sempre uguale. Sempre uguale. Sempre uguale, cioè mi sono permesso di scrivere un libro appunto sulla vita del condominio, io sono portatore di anacite acuta, dove spiego che fin tanto che
l'amministratore riesce a tenere assieme tutti i condomini, farli ragionare tranquilli, la vita è tranquilla. Cosa succede? Che viene venduto un appartamento, arriva quello che sa tutto e rovina l'armonia. Io insegno ai ragazzi, ai colleghi, che se riescono a tenere compatti anche tutti quelli precedenti, continua e mette in difficoltà il Signore che sa tutto Lui. Se non riesce a tenere compatti quelli che c'erano prima, è opportuno che dia subito le dimissioni, perché a me è capitato un relatore in Corte d'Appello, quando avevano cercato di allontanarmi dal condominio, disse che in tutti i testi che gli uomini di legge leggono non c'è una riga a favore dell'amministratore di condominio. Cioè l'amministratore di condominio non è protetto dalla legge, per cui devi essere sempre attento, preciso, puntuale e non avere disturbi al cuore, perché altrimenti fai l'infarto. È una professione, esatto, molto complessa, perché ci sono delle dinamiche diverse, oltre all'aspetto sociale umano di cui accennava, che è determinante e psicologico, c'è anche quello di carattere strettamente legale ed economico, che non è secondario. Sì. In primis, forse abbiamo dimenticato di far capire una cosa, quali sono i requisiti di legge perché una persona possa diventare amministratore? Chiedo a lei, Presidente. A lei invece chiederò quali sono i requisiti di carattere che un giovane amministratore deve avere per poter intraprendere questa professione. Allora, a metà agosto del 2014 è stato promulgato un decreto ministeriale che prevede che per fare l'amministratore devi fare un corso di 16 ore, il corso base. Apro una parentesi. Dall'anno scolastico 14-15 noi andiamo negli istituti Belzoni, Calvi e Naudi a insegnare diritto immobiliare, perché la Gelmini nel novembre del 2013 tolse la materia diritti negli istituti tecnici. Per cui noi andiamo a insegnare. È chiaro che se uno esce e non conosce quali sono le distanze dai confini, le vedute, l'usucapione, che cos'è la comproprietà, che cos'è il condominio, che cos'è, chi sa di cosa parla se lo mangia e gli fa fare una figura magra. Il più bel risultato che io ho ottenuto è nel luglio del 220, che dai 3 istituti di Padova sono usciti col diploma di scuola media superiore. 2020. Luglio del 2000, 573 potenziali amministratori di condominio. Buono questo, potenziali amministratori, sì, buona sì, cosa. Perché non è detto che poi facciano l'amministratore. Comunque ci vuole il diploma di scuola superiore, sì. Aver fatto un corso. Aver fatto il corso, età superiore, e avere la fedina penale pulita. E superato un esame? Certamente ogni anno, noi, anche il sottoscritto che è datato, ogni anno fa le 16 ore, fa un esame scritto. Ogni anno? Ogni anno. Ah. E qua apro una parentesi. Se non ha il diploma che avvalla la sua capacità professionale per fare l'amministratore, e non ce l'ha, tutti gli atti che lui firma, dai contratti di fornitura ai contratti di appalto, per i tribunali di Padova sono nulli, per i tribunali di Milano sono annullabili, il che vuol dire che se un amministratore ha firmato dei contratti, famigerato 110, tanto per fare un esempio eclatante, quel contratto è nullo. Se non ha i requisiti. Sì, ma è meglio che cambi stato, perché sennò. Beh, certo, assolutamente no, per carità, quando si sceglie un amministratore bisogna sapere che deve esibire l'attestato di aver frequentato il corso e di averlo superato. Perfetto. E ogni anno deve fare gli aggiornamenti? Quindi no, ogni anno fa gli esami. Fa gli esami, quindi sì, non è poca cosa. Ogni anno. Il titolo di studio della laurea? Lei è laureato? Sì, io sono laureato in economia. Quindi è un plus? Sì, è un plus, però è chiaro che per quanto riguarda la professione è importante comunque approfondire tutti gli altri rami e tutte le altre competenze che sono indispensabili per fare l'amministratore. Mi riferisco quindi alla parte giuridica, quindi conoscere almeno le basi per quanto riguarda la legge e il diritto privato, sicuramente è molto importante. È importante conoscere anche le basi per quanto riguarda l'architettura, la termotecnica, la termoidraulica, avere delle doti o comunque cercare di sviluppare delle doti conciliative,
avere pazienza, saper gestire l'assemblea, è un momento molto importante in cui i condomini inglobano tutta la loro anche frustrazione a volte nel momento in cui c'è l'assemblea di condominio, quindi bisogna saper gestire le cose e imparare a gestirle anche col tempo in un certo modo. La cosa più importante per la gestione dell'assemblea, che è questo momento più importante, è avere le competenze per poter rispondere ai condomini, perché una cosa che magari qualche anno fa non c'era è la capacità per tutti di poter consultare internet e avere le informazioni più precise rispetto a quelle del proprio amministratore. Ecco che lì è molto importante essere preparati proprio per saper dare le giuste risposte. Reale uno guarda giurisprudenza. Sì, uno guarda, no, lei sta dicendo una cosa sbagliata, in realtà appunto è importante che quindi si sviluppino nel più breve tempo possibile delle competenze a 360 gradi per poter poi far fronte a quelle che è la quotidianità, insomma. Nei grandi condomini sarebbe necessaria un'integrazione di una figura di un mediatore, o questa è una dote, una caratteristica che dovrebbe essere intrinseca nello stesso amministratore di condominio? Allora, intanto siamo mediatori. Siamo mediatori. Di solito nei grandi condomini comunque se non sono previsti dal regolamento vengono nominati dei consiglieri. I consiglieri quindi aiutano anche l'attività dell'amministratore, mi riferisco quindi a complessi di una certa dimensione, quindi ci sono i consiglieri. L'amministratore quindi gestisce i rapporti direttamente in prima persona con i consiglieri e poi si interfaccia all'assemblea, che resta comunque l'organo sovrano decisionale. È ovvio che in ogni caso, per quanto riguarda le cause in condominio, c'è l'obbligo di mediazione. Da qualche anno a questa parte è obbligatorio, prima di andare in giudizio, confrontarsi con un organo di mediazione per cercare di risolvere la problematica. Allora la bravura anche dell'amministratore è quella di anticipare questo momento e dire cerchiamo di trovare una soluzione prima di andare in una fase successiva, che chiaramente comporta dei costi, e non solo dei costi ma anche una certa frustrazione per chi deve affrontare questo scontro con il condomino, con l'amministratore o chi per esso. Certo. Torniamo a parlare di questo anche con il dottor Cambruzzi, quindi mediatori, quando, in che termini e quali sono anche le situazioni più difficili da mediare? Pensate anche alle vostre situazioni. Pubblicità, restate con noi, ci vediamo tra poco, sempre sul canale 19.